Riciclo e lotta allo spreco si fa anche attraverso la solidarietà e così per il quarto anno consecutivo cibo e crocchette, coperte e pile aziendali non più in uso sono stati donati da Etra a favore dei cani e gatti ospiti del rifugio San Francesco di Presina a Piazzola sul Brenta. I dipendenti di tutte le sedi della Multiutility hanno deciso di donare tutti i pile e le coperte dismesse dai lavoratori al canile, lavate, disinfettate e caricate su un camion carico anche di cibo per gli amici a quattro zampe. C'è anche un messaggio ecologico in quello che stiamo facendo oggi, perché il vestiario, le coperte in disuso o non più utilizzabili, anziché finire in pattumiera, possono servire ed essere impiegate per tenere al caldo gli amici a quattro zampe, i nostri amici, i cani, che sono presenti in questo canile. Un modo concreto di dimostrare amore per gli animali e anche per l'ambiente, in sintonia con la mission di Etra che attraverso il suo presidente ha fatto recapitare l'ingente consegna. La struttura del canile di Presina è nata nel 2003 e in questi anni ha accolto oltre 5.000 cani. Un rifugio immerso nel verde che dà una casa e cura i randagi dei 28 comuni dell'Alta Padovana. Un fenomeno però, quello del randagismo, calato negli ultimi anni ma che purtroppo è stato rimpiazzato da quello dell'abbandono. A fronte della diminuzione dei cani che arrivano dal cosiddetto randagismo in senso più classico, diminuzione, e questo non possiamo che essere contenti, c'è un aumento dei casi sociali che compensa purtroppo questo calo, cioè persone che per le più svariate ragioni, o uno sfratto, o una separazione, o la morte dell'anziano, o va in ospedale, o si sono riempiti per un malinteso amore per gli animali di cani, ecco, bisogna intervenire.